Capiscono le difficoltà del momento, ma chiedono soprattutto al governo nazionale un aiuto perché nei loro negozi è sparita la clientela. La nuova ordinanza regionale apre uno spiraglio con l'autorizzazione alle aperture sabato delle medie e grandi imprese commerciali, ma i commercianti del Veneto chiedono di essere ascoltati e a Zaia di fare da intermediario delle proprie istanze con il governo. Una delegazione si è recata a Marghera, alla sede della Protezione Civile, per incontrarlo. L'ordinanza di oggi in qualche modo apre uno spiraglio, come la interpretate? Sì, certamente, l'apertura adesso al sabato anche alle medie e grandi aziende permetterà sicuramente un indotto maggiore nei centri città, seppur appunto con le limitazioni dello struscio, che però sono sacrosante. È da sperare che la gente sia però consapevole che non si può ammassare nelle vie cittadine, quindi che venga a fare gli acquisti. Sa anche un po' di ordinanza fatta per il Black Friday, quindi magari è stata anche un po' furba aprirla proprio questo sabato. Speriamo che rimanga costante. La situazione è triste, nel senso che appunto siamo in difficoltà forte, siamo venuti qui per avere un sostegno appunto dalla Regione perché spinga anche verso il governo per pianificare i contributi e per capire un attimo in che direzione dobbiamo andare. Noi non è che dimentichiamo l'epidemia o quantomeno il Covid, non lo dimentichiamo mai, anzi noi come Treviso Imprese Unite, mi sento di dire, siamo stati fra quelli a Treviso che hanno chiuso prima ancora del decreto, quello di marzo. Il ristoro è arrivato, perché poi anche questo l'elemento che si mette sul piatto, va bene chiudere, va bene ridurre l'attività, però almeno che ci sia un ristoro. Non è arrivato il ristoro, per quel che riguarda le partite IVA come abbigliamento, come piccole attività, sono arrivati solo i 600 euro, i due versamenti 600 euro, non è arrivato altro, al di là del, chiedo scusa, per i periodi di lockdown il credito d'imposta, basta, non abbiamo avuto altro.